foglia grezza per togliere il pericoloso, quindi tutte le punte. Col coltello si tiene la pianta nella parte meno pericolosa e si fa questo lavoro. 1 e 2. Come ci sono oggi. Quindi Gesù che cosa mangiava? Del pane, il pane azimo, quello che non si lievita, ve l'ho spiegato. E di nuovo arriva il venerdì santo, puntuale, un giorno di dolore e di lutto per noi cristiani, con lo sguardo rivolto alla festa, alla gioia, alla risurrezione. Un giorno che ricordo ormai da 40 anni, con viva memoria. Ogni gesto compiuto come un rituale, la cura di 13 statue poste su una vara intorno ad un tavolo che rimandano a qualcosa, anzi a qualcuno, Gesù. Gesti che grazie a tutti coloro che vi collaborano con impegno, entusiasmo e tanta fede ci rendono famiglia, e non la famiglia curatrice della vara dell'ultima cena, ma la famiglia nella fede, nella comunione, famiglia che lavora per un progetto che l'occhio del mondo può ammirare solo in questo giorno, il venerdì santo. Ogni bambino, ogni ragazzo, ogni uomo, ogni donna diventa, insieme agli altri, l'anima di questo giorno e di altri ancora.